Questa mattina a Rosolina, presso l'Auditorium Sant'Antonio, si è tenuto un importante convegno in cui si è presentata una progettazione infrastrutturale, ambientale e rurale del territorio che comprende il sud della regione Veneto, quindi Chioggia, Rosolina, Portotolle e Portoviro. Il convegno, conferenza dei sindaci della costa, ha aperto le porte all'Associazione dei territori interessati. Per Chioggia si sono presentati Gebis, Ascot, Cisa Camping, ASA e il Consorzio Lidi di Chioggia. Per l'amministrazione l'assessore Serena De Perini, che abbiamo sentito al volo. Fare squadra, fare rete, le parole d'ordine che devono vedere questi territori lavorare insieme per attrarre il turista, offrendo natura, storia e cultura. Una collaborazione che già esiste in certi ambiti ma che va potenziata, mettendo in sinergia gli aspetti presenti in un territorio e mancanti nell'altro, che messi insieme potenziano l'offerta. La natura delle aree del Tizie e la cultura e la storia del Clodiense. L'unione può fare la forza e creare maggiori opportunità per essere attrattivi. Nel convegno si è cercato di definire cosa cerca il turista, arrivando in queste aree, dalle ciclovie alle attività di svago alle attività culturali. Si è cercato quindi di definire progetti sovracomunali proprio per fare rete, costruendo ponti, magari anche fisici, che darebbero possibilità a un turismo slow di spostarsi in queste aree in sicurezza senza dover per forza passare sulla Romea, ma anche ponti virtuali che diano la possibilità di unire idee e proposte. Della mancanza di infrastrutture nell'area sud di Venezia si è parlato, come della pericolosità della strada statale Romea e del momento che sarebbe favorevole per dare il via a una nuova viabilità. Si tratta di momenti importanti, ha relazionato l'assessore De Perini, soprattutto in questi momenti frenetici, in attesa della prossima stagione turistica. Danno la possibilità di fermarsi, analizzare la situazione pregressa e partire da quella verso un obiettivo futuro. Momenti apprezzati dagli stessi operatori, in grado di motivare e dare una carica nuova per affrontare le sfide future. Un'eccellenza il professor Feltrin, relatore e politologo dell'Università di Trieste, col quale ci si è confrontati sul tema dell'interconnessione dei territori clodiense e del Tizio, tema ampiamente condiviso, con l'auspicio di poter creare ponti anche in territori interregionali, giungendo magari fino a Ravenna. Un impegno di cui la parte politica sembra volersi fare carico, dando vita a una collaborazione fattiva tra i comuni della costa. Gli operatori del settore sono i primi a sentire la necessità di tali collaborazioni con amministrazioni come Chioggia e Rosolina, in primis pronte a darne il via e a usare come volano le caratteristiche che già ci accomunano. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.